Tedri dello starter, l'ingresso di Wooler Tedri per andare agli ordini dello starter partiti. Mubashir va su Sacriportus, vediamo lo sviluppo delle posizioni. Sacriportus, giubba bianca all'interno, a largo Mubashir che però tende a passare, c'è l'opposizione anche di Ocriticum. Mubashir vuole scendere in corda, Ocriticum alla fine lo fa spendere un po', ma Mubashir è dove voleva essere, davanti. Ocriticum è secondo in corda, terzo in corda è Sacriportus, di fuori Wooler Tedri, con ora Sacriportus che va secondo nella scia di Mubashir, all'esterno Wooler Tedri. Mubashir in vantaggio su Sacriportus che è di fuori Wooler Tedri, in coda a contatto Ocriticum. Sulla curva Wooler Tedri non si fa sgranare da Mubashir. Sacriportus è lì in corda, in coda a tiro c'è Ocriticum. Quando si sta per entrare addirittura Mubashir allunga da Sacriportus che gli ha ancora attaccato nella scia, all'esterno Wooler Tedri, poi in coda Ocriticum. Mubashir contro Wooler Tedri, il match si presenta ai 400, Mubashir richiesto in corda da Wooler Tedri che insiste, molto largo Critico che cerca la volatora, poi Sacriportus, Mubashir scappa da Wooler Tedri che rimane lì, rimontato di fuori da Ocritico. Mubashir ha 1,5 di vantaggio, Amedeo che ha fatto finora i conti giusti, prova a recupero Critico insieme a Sacriportus, ma è in vantaggio Mubashir, il doppio immediato per dal pose sul fido, secondo è Ocritico, 3-4. Poi Sacriportus e Wooler Tedri in calo alla distanza. E davanti Mubashir è uno straccio, il terreno poi un po' soffice, li rende tutto più facile a 9 anni il Saurone di Amedeo Dal Pos. Va a vincere su Ocriticum in recupero, ma non basta, vince il giocato del campo Mubashir, la sensazione. 2,70 al tot nazionale, aveva chiuso favorito Ocriticum, ma 2,48 dalla postazione centrale tutto, linea al campo e a Roma.